Buonasera a tutti, eccoci qua. Anche stasera siamo noi dei Rami dell'Ulivo, una nuova puntata. Vi ricordiamo come sempre che trasmettiamo da via Castelfranco Veneto 85 in Pordenone. Anche oggi desideriamo fare una piccola meditazione con voi dalla parola di Dio, che ci leggerà Tiziana. Tiziana, te la lettura. Bene, allora la parola di oggi è tratta da Isaia capitolo 32 dal versetto 1 al versetto 8. Amen. Amen. E si intitola Futuro regno di pace e di giustizia. Versetto 1. Ecco, un re regnerà secondo giustizia, e quanto ai principi governeranno con equità. Quell'uomo sarà come un riparo dal vento, come un rifugio contro l'uragano, come dei corsi d'acqua in luogo arido, come l'ombra di una grande roccia in terra riarsa. Gli occhi di quelli che vedono non saranno più accecati e gli orecchi di quelli che odono saranno attenti. Il cuore degli sconsiderati capirà la saggezza e la lingua dei balbuzienti parlerà veloce e distinta. Lo scellerato non sarà più chiamato nobile e l'impostore non sarà più chiamato magnanimo, poiché lo scellerato proferisce scelleratezza e il suo cuore si dà all'iniquità per commettere cose empie e dir cose malvagie contro il Signore, per lasciare a bocca asciutta colui che ha fame e far mancare da bere a chi ha sete. Le armi dell'impostore sono malvagie, egli forma criminosi disegni per distruggere l'indifeso con parole bugiarde e il bisognoso quando afferma ciò che è giusto. Ma l'uomo nobile forma nobili disegni, egli si impegna per cose nobili. Amen. Oggi il profeta Isaia ci dà una lieta notizia. Ecco, un re regnerà secondo giustizia e i principi regneranno secondo il diritto. L'annuncio si può riferire al re e ai principi di Israele, ma noi ci vediamo quello che ha compiuto Gesù, che ha inaugurato il regno di Dio. In qua si manifesta e si realizza tutta la sua giustizia. Si annuncia una profonda trasformazione che il profeta descrive con ricche immagini. Ognuno, il Signore in primis, ma ogni persona sarà un riparo dal vento, un rifugio come dei corsi d'acqua in luoghi aridi. E sappiamo che i corsi d'acqua in luoghi aridi fanno nascere la vita. Come l'ombra di una gran roccia in terra riarsa. Tutti esempi che ci fanno capire che saremo i soccorritori gli uni degli altri. Non c'è più sordità né cecità verso la parola di Dio. Tutti vedranno, udranno e crederanno. Tutta una società nuova nascerà da questo re. Una società giusta, bella, e io voglio farne parte e voglio fare tutto il possibile per appartenere a questa società. E penso che piacerebbe molto anche a te, caro ascoltatore. E il primo passo da fare è accettare Gesù come tuo personale salvatore e dargli il posto di re del tuo cuore e della tua vita. Amen. Allora, cari ascoltatori, prima di tutto voglio raccontarvi così qualcosa del nostro privato, no? Allora, prima che cominciassimo la puntata, noi insomma siamo qua che prepariamo e così Tiziana ha fatto un piccolo commento, no? Proprio su Isaia, ha detto che bello questo regno, che bello quando tutto sarà
bontà, quando la cattiveria non esisterà più. Sai, Cristina, mi ha detto, leggendo questi versi meravigliosi è successa una cosa strana. Cosa hai detto, Tiziana? Mi è venuta tristezza. Ecco, anche adesso è quasi commossa. E effettivamente, leggendo questi primi versi, no, in particolare quelli che ha illustrato molto bene Tiziana, si parla di questo regno in cui regnerà il bene, e quanto siamo lontani da Sì. questo, no? Infatti andiamo dal 4 in poi e qui vediamo quanto siamo lontani rispetto il mondo di oggi. Vuoi magari leggere il versetto 4? Certo. Il cuore degli sconsiderati capirà la saggezza e la lingua dei balbuzienti parlerà veloce e distinta. Ecco, quindi qui vediamo già che mentre nei primi versi di questa splendida lettura, di questo Isaia 32, viene proprio parlato di questo mondo bello, no? Questo mondo futuro, Sì, qui cominciamo a entrare in quelli che sono i problemi invece del mondo di oggi, di in oggi. cui c'è la persona che non riesce a parlare e invece ci viene detto un domani riuscirà a parlare E parlerà molto bene. molto bene. Andiamo avanti sul 5. Lo scellerato non sarà più chiamato nobile e l'impostore non sarà più chiamato magnanimo. Ecco, quello che mi ha colpito è questa parola proprio scellerato, no? Allora mi ha colpito talmente tanto che ho voluto andare a vedere il significato della parola scellerato e ho trovato capace delle più disoneste crudeltà e malvagità, empio. E poi ho trovato anche un'altra parola, esecrando. Ah, Ho cercato il significato di esecrando e dice destinato a suscitare odio e l'orrore universale. Quindi guarda come questa parola, scellerato, poi veramente la parola di Dio non è a caso. Guarda come questa parola effettivamente già ci parla della negatività di questa persona, ma sì. ci parla anche del destino finale di questa persona. E andiamo avanti sul 5, no? Stavamo sul 5. Cosa dice il 5? Lo scellerato non sarà più chiamato nobile e l'impostore non sarà più chiamato magnanimo. Ecco, qui esce un'altra parola, la parola nobile, e sono andata anche a cercare questa parola, no? Allora, nobile significa dotato di requisiti di di eccellente purezza e perfezione. Allora, proprio mettendo in contrapposizione queste due parole, perché secondo me, se poi anche andiamo avanti, no? Vuoi andare avanti, Tiziana? Leggo il 6. Sì, Poiché lo scellerato proferisce scelleratezze e il suo cuore si dà all'iniquità per commettere cose empie e dir cose malvagie contro il Signore, per lasciare a bocca asciutta colui che ha fame e far mancare da bere a chi ha sete. vediamo proprio la crudeltà, no? Della persona, dello scellerato che alla fine se la prende proprio con il più debole. Col debole, Questo, sì. secondo me, lo vediamo Ogni tutti i giorno, giorni. sì. Infatti, ecco, la tua reazione, Tiziana, è stata che tristezza, no? Quanto siamo lontani da Sì. questo mondo, no? E invece io ho pensato, guarda tu, quello che mi ha colpito, no? Di questi versi è che qui Isaia
ci promette da parte del Signore, ci viene detto che questa nebbia che copre tutta questa situazione, no? Cioè che lo scellerato viene scambiato per nobile, a un certo Mhm. punto questa nebbia si alzerà e vedremo le cose per quelle che sono. Cioè non ci sarà più questo inganno, non esisterà più l'inganno ed è una cosa veramente meravigliosa. Bellissimo. Andiamo avanti. Sì. Le armi dell'impostore sono malvagie. Egli forma criminosi disegni per distruggere l'indifeso con parole bugiarde e il bisognoso quando afferma ciò che è giusto. Andiamo avanti sull'8. Sì. Ma l'uomo nobile forma nobili disegni. Egli si impegna per cose nobili. Ecco, proprio quello di cui ho un po' parlato, no, fino adesso, proprio c'è questa contrapposizione tra lo scellerato, che secondo me è impersonificato, ho detto bene impersonificato, Sì. ecco, mi è riuscita bene la parola, diciamo dal male, diciamo anche da Lucifero, no? Possiamo dire questa parola un po' forte, mettere dentro questo personaggio che noi conosciamo bene, il quale è il principe del male, e poi l'uomo nobile, dotato di requisiti di eccellente purezza e perfezione. E chi possiamo mettere qua come esempio di perfezione, di purezza? Gesù? Gesù. E quindi questo brano anche ci esorta un'altra volta a seguire Gesù, perché solo seguendo Gesù, solo chiedendo aiuto al Signore e accettandolo come ben detto, hai detto tu, nella nostra vita, Gesù, possiamo veramente avere questi requisiti. E poi mi è venuta in mente un'altra cosa, che sì, qui si parla del nuovo regno, no? Sì. Però se noi ci avviciniamo al Signore, come diciamo tutte le puntate, siamo anche un po' noiose, no? Un po' No, non basta mai, secondo me. E se ci avviciniamo al Signore tramite Gesù e lo accettiamo nella nostra vita, è scritto anche che non dobbiamo temere questa scelleratezza, non dobbiamo temerla, perché noi, come abbiamo detto la puntata scorsa, e proprio anche ieri sera pensavo, Cristina, devi usare la chiave della preghiera, perché tramite la preghiera noi possiamo combattere questa scelleratezza. E questo ci viene anche detto, leggiamo Matteo 26, no, Matteo 10, scusa Tiziana, dal verso 26. Matteo 10 verso 26, ce l'ho. Perfetto, vai. Non li temete dunque, perché non c'è niente di nascosto che non debba essere scoperto, né di occulto che non debba essere conosciuto. Ecco, un po' la promessa di Isaia nella conoscenza di Gesù e nel fatto che siamo diventati figli di Dio è valida ancora oggi, perché ancora oggi ci dice il Signore, sì, ci sono queste cose, ma voi non li dovete temere, perché davanti a Dio niente è nascosto. Infatti poi cosa dice anche andiamo su un'altra promessa, Isaia 54, 17. Parliamo di cose belle perché abbiamo parlato un po' di questo mondo, ma noi abbiamo delle promesse. Isaia 54, versetto 17. Nessuna arma fabbricata contro di te riuscirà. Ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la combatterai. Questa è l'eredità dei servi del Signore, la giusta ricompensa che verrà loro da me, dice il Signore. Ecco, quindi per l'ennesima volta possiamo dire che noi possiamo avere questo regno, possiamo vincere queste battaglie contro la scelleratezza e questo mondo avvolto di nebbia che scambia lo scellerato per nobile, no? Perché qua ci viene detto in questi versi che lo scellerato vince e il nobile è considerato scellerato, che è una cosa veramente, ma purtroppo
proprio leggendo questo verso, mi sono venute in mente delle situazioni e ho detto, eccolo là, eccolo là. Eppure la cosa che ho pensato è, Cristina, ma perché ti meravigli? In fondo è scritto. Invece purtroppo noi cristiani, nonostante tutto, ci meravigliamo di quello che succede, ci meravigliamo e anche rimaniamo turbati. Invece il Signore ci dice che non dobbiamo essere turbati, prima perché ci ha avvertito e secondo perché, come abbiamo letto in Matteo e in Isaia e in tantissimi altri versi che al momento non abbiamo modo di leggere per una questione di tempistiche, possiamo vincere queste battaglie, possiamo diradare questa nebbia, possiamo combattere, grazie a Gesù, grazie al fatto che lo abbiamo accettato nella nostra vita, questo mondo che giace nel maligno. E poi mi è venuta un'altra cosa in mente. Mi è venuto proprio parlando un po' della contrapposizione tra l'uomo nobile, che è poi quello, noi abbiamo parlato di Gesù, che è la nobiltà È assoluta. assoluta, Sì. anche perché è il principe dell'eternità. E lo scellerato, mi è venuto a pensare al Salmo 1, che effettivamente qua parla dell'uomo, no? E anche qua ci sono due tipi di uomini. Vogliamo leggerlo insieme? Lo leggi tu, Tiziana? Sì, dal versetto 1, leggiamolo tutto, dai, così vediamo proprio che anche qua c'è questa contraddizione. Versetto 1. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori. 2. Ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. 3. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Ecco, questo è l'uomo nobile, no? L'uomo Sì. nobile che può essere nobile se segue il Signore anche adesso, perché ci viene detto l'uomo nobile è quello che segue il Signore, quindi che segue tutte queste cose, che cammina non seguendo il consiglio degli empi, che non si ferma nei peccatori, che cerca insomma di fare la volontà di Dio. E anche qui è scritto, alla fine lui sarà un albero che dà frutto e non appassisce. E cosa invece succede all'empio? Andiamo al 4, innanzitutto chi è l'empio e poi cosa succederà all'empio. Andiamo al verso 4. Sì, 4. Non così gli empi, anzi, son come pula che il vento disperde. 5. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. 6. Poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Amen. Amen. E qui, anche qui sembra fatto apposta proprio, no? Cioè dall'1 al 3 parla, non so, è una fatalità, però dall'1 al 3 parla dell'uomo nobile Sì. e poi gli altri 3 invece dell'empio. E anche parlando dell'empio dice sì, questo magari adesso si diverte, però la sua fine sarà quella. E io ho trovato un po' una somiglianza, tu non la trovi, Tiziana? Sì. Perché in fondo la Bibbia non si contraddice, quindi No. io trovo che proprio c'è. Qui ci viene parlato nel Salmo, ci sono delle indicazioni, dei consigli, no? Che tramite il Salmo ci vengono dati, però non sono per niente, anzi direi che sono proprio uguali a quello. Sono complementari. Sono complementari. Sono Ecco, esatto, complementari. grazie per la parola perché mi era proprio sfuggita. Quindi, cari ascoltatori, come sempre, conclusione di questa piccolissima meditazione,
E noi cosa possiamo dire? Dobbiamo veramente seguire il Signore, dobbiamo cercare di entrare nella, diciamo, possiamo dire, nella categoria dei nobili, che sicuramente prima cosa che dobbiamo fare per diventare nobili è fare la volontà di Dio, quindi Sì. riconoscerci peccatori e accettare Gesù come nostro personale Salvatore. E tramite questi, per l'ennesima volta, lo diciamo allo sfinimento proprio, cominciare un nuovo cammino e con la preghiera, con la lettura, cercare veramente di crescere nello spirito, manifestando poi quelle che sono le caratteristiche del nobile, Dell'uomo che nobile. poi nel nuovo regno saranno le caratteristiche che vinceranno, perché forse purtroppo anche noi, come abbiamo detto, no, non ci dobbiamo meravigliare dello scellerato che vince, però dobbiamo, sappiamo, e anche in questa lettura è scritto, il Signore ci dice, e ce lo dice in particolare nella lettura che abbiamo affrontato oggi, che alla fine lo scellerato non reggerà davanti al Signore. Quindi, cari ascoltatori, in conclusione della serata, noi della puntata, che è anche nella serata, visto l'ora, no? Siamo verso la fine della giornata, vi vogliamo consigliare per l'ennesima volta, prima di tutto, di avvicinarvi col vostro cuore al Signore, alla lettura della parola. E poi se avete veramente bisogno di desiderio di cominciare un cammino con il Signore, vi lasciamo un numero di riferimento che è? Allora, è il numero del nostro pastore, che sicuramente sarà molto felice di guidarvi e di seguirvi nell'inizio di questo cammino bellissimo. E il numero è 3 8 9 6 8 1 2 9 2 2. Amen, amen. Noi vi invitiamo a far suonare questo numero, è veramente, vedrete che magari chiaramente uno si fa anche dei problemi, perché io mi metto anche nei panni, no, di quelli che ci ascoltano, che non conoscono, e magari capisco anche che ci può essere un po' di timore, un po' di titubanza, ma vedrete che se fate squillare questo telefono troverete proprio un padre che vi accoglierà e vi farà entrare nella famiglia di Dio, quindi non abbiate timore. E adesso cosa facciamo, cara Tiziana? Allora dobbiamo prima di tutto ricordare il nostro numero per la richiesta di preghiera, che è, Certo, come leggerete in sovraimpressione. Allora, il numero è 340 74 3 5 008. Potete lasciare le vostre richieste di preghiera tramite messaggio, tramite WhatsApp, e noi durante la settimana sicuramente le esaudiremo. Ecco. Eccoci qua. Allora, vi ringraziamo per averci ascoltato fino adesso. Vi ricordiamo che c'è sempre il brano che ci segue, la nostra sigla che ogni settimana cambia, che è un brano musicale, un cantico cristiano, quindi ascoltatelo fino in fondo, perché come diciamo sempre anche la lode fa parte della preghiera. Eleva, certo. Eleva. E poi cosa facciamo, Tiziana? Salutiamo E i nostri poi vi ascoltatori. diamo un caro saluto, un augurio di una buona settimana con il Signore. Con il Signore. E vi ridiamo appuntamento a domenica prossima, sempre con noi e con la parola del Signore. Grazie a tutti per il vostro ascolto. Quindi i rami dell'ulivo, a presto, alla prossima settimana. Shalom!
Gesù, tu sei il figlio di Dio, il giusto Re, e noi buoni, il Redentore. Gesù, il sacrificio sei, e un giorno tu il tuo regno mai fine avrà, il tuo regno mai fine